La Castrumi Favara domani scende in campo a Ragusa per una di quelle partite che valgono il doppio. Si gioca per i 3 punti, ma in caso di vittoria sono 6 i punti che mette in classifica, essendo uno scontro diretto. Favara con un punto in meno tenta il sorpasso in una coda della classifica dove sono in tante a stazionare a pochi punti. Oggi l'allenamento di rifinitura e concentrazione alta nei volti dei giocatori e di Infantino. Sono tutti consapevoli che dopo un ciclo di partite terribili con squadre tecnicamente più forti, quali Regina, Sambiase, Gelbison, Nissa e Savoia, adesso inizia un mini campionato da 10 gare decisive e molte giocate con dirette concorrenti: Ragusa, Messina, Acireale, San Cataldese, Paternò e Enna. Domani torna la disponibilità a centrocampo di Schembari, che ha scontato la giornata di squalifica. Resta solo in infermeria Paolo Lomastro, alle prese ancora con un infortunio muscolare. Per il resto tutti a disposizione, compreso Nicolò Francofonte, che si sta riprendendo bene dall'infortunio di Acireale alla sua prima e unica partita in giallo-blu e che è pronto per dare il suo contributo in campo. Domani, per un accordo tra le due società, il fischio d'inizio è stato posticipato alle ore 15. Questa mattina, allenamento di rifinitura. Abbiamo sentito il mister Pietro Infantino. Mister Evandino in campo stamattina per la rifinitura, domani è difficile trasferta a Ragusa, però ci sono partite che non valgono 3 punti, valgono molto di più e questa è una di queste gare. Sì, sicuramente, buongiorno a tutti, sicuramente è una partita che vale il doppio, sono tutti scontri diretti e sono partite da non sbagliare, credo che i ragazzi si stanno preparando in un modo importante perché sanno che adesso i punti valgono doppio. Si deve partire dalle cose ben fatte ma anche dagli errori. Cosa ha sbagliato ultimamente la tua squadra? Ma sicuramente letture individuali che ci sono costate tanto, però io dico sempre che o vinco o imparo, credo che dagli errori dobbiamo imparare subito perché adesso i margini di errore si devono diminuire perché come abbiamo detto prima adesso queste partite valgono il doppio. Ragusa fa parte del tuo cuore, però domani i sentimenti si lasciano in fuoricampo perché c'è l'obbligatorietà della vittoria. Sicuramente sì, io dove ho smesso di giocare ho iniziato questa carriera, ma se vedi, se vedi la classifica sono tutte squadre dove io ho allenato e ho giocato, Acireale, Messina, San Cataldese, credo che però io ho un compito, ho una responsabilità assoluta, quella di salvare il Favara e farò di tutto per salvare questa categoria e donare questo titolo alla città perché lo merita, per come ci trattano, per come ci accolgono. Faremo di tutto per che questo accada. Rientra a Schembare dalla squalifica, altre situazioni nello spogliatoio? No, io credo che adesso è rimasto solo Paolo Lomasto fuori. Franco Fonte è arrivato a una condizione buona, credo che adesso abbiamo un gruppo molto motivato, la concorrenza serve, alza l'attenzione, alza la concentrazione, alza il livello di qualità e questo può fare solamente bene al gruppo.